Buongiorno da Taglio di Po, venerdì 5 luglio, presso la sede Piazza Venezia 3, intitolata la sede Hauser di Taglio di Po a Gian Camillo Trapella. Presente il presidente del Circolo Hauser di Taglio di Po Paolo Greggio, il sindaco di Taglio di Po Laila Marangoni e la presidentessa dell'Hauser provinciale Rovigo Marinella Mantovani. Buongiorno a tutti e benvenuti. Vi ringrazio per aver aderito alla nostra iniziativa. Mi preme ricordare e ringraziare il signor Sindaco che ci ha onorato con la sua presenza, di cui io ho chiesto gentilmente la partecipazione e anche la sua presenza. Quindi questo per noi è un momento importante e quindi la sua presenza mi dà molto piacere e soprattutto ci dà anche la qualifica di importanza del nostro servizio. Un saluto alle autorità civili e anche militari e quindi un ringraziamento a tutti, un ringraziamento al Presidente provinciale Marinella Mantovani. E con oggi praticamente concludiamo un percorso che è iniziato tempo fa, in cui a livello di direttivo e a livello di assemblea dei soci abbiamo deciso di intitolare questa sede all'amico Gian Camillo Trapella. Lui nel luglio del 2011 ha aperto e inaugurato questa sede, ha mosso i primi passi in questa sede, è stata una persona che grazie alla sua capacità organizzativa ha dato sviluppo, ha dato importanza a questa struttura, va bene? È stata una persona che è stata molto stimata dai suoi amici, dai volontari, quindi tutti noi abbiamo un ricordo piacevole di una persona simpatica, di una persona ironica. Purtroppo ci è venuta a mancare in modo molto precoce e anche repentino. Io sono felice di questa intitolazione, come tutte le cose che devono avere un nome e un nome identifica anche l'importanza del luogo. Come comune lavoriamo in sinergia con l'Hauser. L'Hauser è una branchia molto importante di una comunità, perché si parla sempre tanto di associazioni, ma l'Hauser dà un servizio incredibile a quella che è, dicono la terza età, non so, ma però forse è la migliore se si sta bene, perché si è liberi dagli orari di lavoro. Quando il Circolo di Taglio di Po nell'assemblea di aprile ha deciso di intitolare il circolo a Gian Camillo, vedremo che si chiude un cerchio che era rimasto aperto. Ho vissuto con lui i periodi, diremo, belli come idee, ma anche difficili perché della malattia. E quindi credo che lui sia stato un trascinatore per i volontari dell'Hauser, per la comunità, ma anche un grande innovatore. Io con Camillo ho intrecciato la mia vita per 4-5 anni. Nel 2011, assieme a un altro amico che è Renzo Padoan, siamo riusciti a convincerlo a prendere in mano la struttura dell'Hauser. Lui era un animo buono, delicato, ma molto radicato come idee forti e radicate. E io a quel tempo ero assessore provinciale. Mi ricordo che mi ha detto: io posso anche prendere in mano l'Hauser, rilanciarla, però ho bisogno di aiuto, perché io voglio mettere in piedi e potenziare il servizio sociale, del trasporto sociale. E ripeto, io ero assessore provinciale e da allora, assieme a tutta una serie di altri contatti, siamo riusciti a far arrivare il pulmino a Taglio di Po. Un pulmino che da quel momento, attraverso appunto una convenzione che è stata stipulata col comune di Taglio di Po, il circolo ha iniziato a sviluppare il servizio di trasporto sociale. È riuscito a mettere insieme una squadra, è riuscito a motivarla, è riuscito anche ad avere, forse grazie all'esperienza dei 40 anni vissuti a Bologna, a portare delle idee nuove, perché io guardavo un attimo i servizi che ha messo in piedi prima di riuscire ad attivare bene quello del trasporto, e quindi i nonni vigili, i soggiorni climatici per anziani, iniziative culturali, consegna a domicilio di farmaci, raccolta alimentare, e poi aveva fatto la proposta anche degli orti sociali. Attraverso un volantino aveva detto: chi vuole contribuire e mettersi in moto anche per gli orti sociali. E confermo quello che ha detto Paolo. Io sono presidente provinciale di Hauser, ho contatti
con 34 comuni, l'AUSER è presente in 34 comuni, la convenzione che esiste per il trasporto sociale a Taglio di Po è un'eccellenza che non ha pari in nessun'altra parte della provincia. Quindi grazie al circolo, grazie ai volontari, grazie all'amministrazione, agli uffici che comunque hanno una modalità di approccio con le persone che riescono a incentivare il servizio.